Abbiamo fatto questo giro di qualche chilometro intorno al Museo Alfa Romeo, ci siamo fermati davanti a Villa Ricotti a Valera, che non è un posto casuale perché 30 anni fa sono state realizzate tutte le foto ufficiali diffuse alla stampa delle vetture del museo. Questa macchina però non c'era ancora nella collezione del Museo Storico perché è entrata a fine degli anni 70, una delle più prestigiose perché ha un pedigree sportivo molto particolare, ha vinto per ben 4 volte le 24 ore di Le Mans. Gli alfisti sono curiosi di sapere quello che sta succedendo qua al Museo Storico Alfa Romeo. Al Museo Storico Alfa Romeo succedono un sacco di cose, belle ovviamente. Questa vettura è una delle 120 in esposizione. Una delle caratteristiche fondamentali del Museo Alfa Romeo rispetto ad altri della concorrenza è che le vetture sono funzionanti. Le vetture girano il mondo, le nostre, sia sulle loro ruote che in esposizioni statiche. Siamo appena tornati dalla Coppa d'Oro del Dolomiti, ci stiamo preparando per il Gran Premio Nuvolari, che è l'ultimo evento da gestire quest'anno per il termine della stagione. Stefano, com'è andata Berna? Ma Berna è andata bene, sembrava di essere in Italia. Il pubblico svizzero è stato estremamente caloroso perché Alfa Romeo in Italia, soprattutto all'estero, muove le folle. L'Alfetta 159 di Fangio ha avuto un ottimo successo, ha girato con il nostro driver Maurizio Monti, che è anche responsabile dell'officina. Perché non andiamo a fare due passi all'interno del museo? Vedremo l'Alfetta insieme alle altre vetture che aspettano i visitatori per essere ammirate. Questa si chiama 8C 2009 B speciale, berlinetta aerodinamica tipo Le Mans. Se volete vederla dovete venire qua ad Arese perché è un esemplare unico, ha corso a Le Mans nel 1938, attualmente funzionante, è una macchina da 220 cavalli per circa 230 all'ora, ovviamente non l'abbiamo mai provata a 230 all'ora. Se volete venire a vederla vi aspettiamo ad Arese. Back in the day, 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 back in the day.